15ª giornata di campionato, a 2 punti di differenza in classifica, i gialloblu del Sararicò, in quarta posizione fino allo scorso weekend, si scontrano con i gialloblu del San Desiderio. Grande entusiasmo e dinamicità da parte di entrambe le squadre, sia in campo sia sugli spalti, fin dai primi minuti. Vediamo già al quinto minuto il San Desiderio all'attacco, il colpo di testa prodigioso di Caraio va a buon fine. Rivediamo il gol che porta in vantaggio gli ospiti che festeggiano assieme ai loro immancabili tifosi. 3 minuti dopo il Sararicò prova a ribattere, Re si trova in una buona posizione, tira ma la palla rasenta esternamente la rete, peccato. Al 18° di nuovo il San Desiderio nell'area avversaria, Fassone la mette in mezzo, finisce ai piedi di Ronco che inavvertitamente tira in porta. Autogol che porta gli ospiti a 2-0. Rivediamo la sfortunata azione per i padroni di casa. Inizia il secondo tempo, come ci mostrano le riprese di Matteo Calautti. Il Sararicò non deve più sbagliare né perdere occasioni se vuol tenere testa agli avversari. 7° minuto, calcio di punizione per il Sararicò, a batterlo è il numero 10, Termini. La palla finisce in aria e ci pensa il 10 avversario, Pirani, a farla finire in porta. Secondo autogol della partita, ma questa volta a danno degli ospiti. Rivediamolo. La rimonta però non si arresta qui. Al 14°, calcio d'angolo, mischia in aria, ma il piede di Ronco trova la palla e segna, rimediando all'errore del primo tempo. Con questo pareggio la partita si accende ancora più di prima. I giocatori cercano insistentemente il vantaggio, acclamati dagli spalti. Al 39°, Lobascio fa uno scatto, avanza verso la porta, tira per passarla a Re che però giunge troppo tardi. Nonostante i numerosi tentativi dei padroni di casa, il risultato rimane invariato a 2-2 e il San Desiderio festeggia a fine partita con il consueto coro di saluto ai giocatori. Pareggio meritato quello di oggi che lascia le due squadre a 2 punti di differenza in classifica.